Tra tanti fedeli e i bambini con la bandierina in mano ha fatto ingresso nella giornata di ieri in piazza Umberto I a Realmonte la reliquia del beato giudice Rosario Livatino, portata da Don Gero Manganello che ne è il custode e consegnata nelle mani di Don Fabio Majorana, parroco della chiesa di San Domenico a Realmonte. La peregrinazio reliquia ha fatto tappa nella città della Scala dei Turchi, acconda dal primo cittadino Sabrina Lattuca, dal presidente del Consiglio Comunale Felice Vaccaro, dai componenti della Giunta Comunale e dall'intera comunità realmontina in festa. Letture, canti, testimonianze, riflessioni e pensieri sulla vita dell'integerrimo operato del giudice beato si sono susseguiti con il contributo di numerosi alunni dell'Istituto Comprensivo Garibaldi di Realmonte. Sì, siamo partiti il 21 settembre dello scorso anno con l'intenzione di girare tutti i paesi della diocesi di Agrigento e siamo quasi a metà dell'itinerario. Ovunque la reliquia è arrivata è stato un momento di grazia. Il Vescovo l'ha voluta proprio perché il 9 maggio, in occasione della beatificazione, non tutte le comunità sono riuscite ad arrivare a causa della pandemia e allora ci è stato chiesto di accompagnare la reliquia a visitare le comunità. E per vivere anche un momento di evangelizzazione, vista la situazione che stiamo vivendo adesso sia della pandemia sia della guerra, e anche di speranza da dare alle comunità cristiane. Siamo commossi ed emozionati. Abbiamo accolto la reliquia del Beato Rosario Livatino e sarà in pellegrinaggio oggi e domani al comune di Realmonte. Abbiamo organizzato delle attività composite, il tema sarà giustizia e pace si baceranno. Interessate sono la parrocchia, la scuola, le associazioni, il volontariato, perché pensiamo che in un momento così drammatico dove la guerra fa ogni giorno delle vittime dei bambini, la reliquia possa essere un inno di pace perché rappresenta la giustizia, un uomo, un magistrato integerrimo che si è speso e ha dato la sua vita per il bene, per la giustizia. E non poteva essere diversamente, perché avere la reliquia di Livatino significa fornire ai ragazzi testimonianza viva e tangibile di quello che significa offrire la propria vita quotidiana, senza grandi situazioni, senza grandi gesti, ma facendo il proprio lavoro quotidianamente con sacrificio, dedizione, ma soprattutto onestà e coerenza. Giungere ai bambini dall'esempio del Beato Livatino. Il messaggio è molto forte, è molto grande. Nella scuola si parla tanto di educazione civica, di rispetto delle regole, di legalità, ma quale segno migliore avere tra di noi la reliquia del giudice Rosario Livatino, quale segno migliore per indicare ai bambini qual è la strada da seguire, non per essere martiri, ma per essere persone veramente coerenti con la propria fede e col proprio lavoro, nel rispetto di tutti. È una grande gioia avere in mezzo a noi questa reliquia che possa portare speranza e pace in questo tempo particolare.